Nobili sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ringraziamo i fratelli del Mesjid di Bassano del Grappa per questo invito e subhanallah questo incontro doveva essere i primi di questo mese e qadaran min Allah subhanahu wa ta'ala, e questa è volontà di Allah, ha deciso che sarà l'ultimo dars di questi giorni prima del mese di Ramadan, e Allah ha decretato che il dars su Ramadan sia fatto in questo Mesjid. E questo è tutto per dare l'idea subhanahu wa ta'ala. E per quello che il musulmano deve sempre avere una giusta intenzione e sempre pensare bene di Allah subhanahu wa ta'ala. Perché tu, fratello, non sai bene in cosa consiste. Infatti in questa ayah in Surah Al-Baqarah dice Allah wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Non detestare qualcosa che forse ti viene un bene in ciò per te. Tu non sai dove stai bene. Tu a volte vedi i dolori, vedi i terremoti, vedi le persone che muoiono, però tu vedi quello che vedi. Però Allah subhanahu wa ta'ala ha un ilm vasto, non come il nostro. E il credente gli è richiesto pensare sempre di Allah, che quello che Allah ha decretato per noi è un bene. Come ha decretato di spostare questa lezione finché arriverà questo khair, e quale lezione migliore di parlare di questo mese, che è il miglior mese, ovvero il mese di Ramadan. E ringraziamo Allah che ci ha riuniti in questo Masjid, che è una delle case di Allah, al fine di ricordarlo che Allah subhanahu wa ta'ala ci reca tra coloro che dicono gli angeli dopo la fine del dars: alzatevi che Allah vi ha perdonato i peccati. Amin ya Rabbil Alamin. Chiediamo ad Allah di farci raggiungere il mese di Ramadan e di sostenerci nel digiuno di Ramadan e di sostenerci nel vegliare le notti del mese di Ramadan. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Disse il profeta alaihi salatu wassalam nel hadith che ho riportato Abu Huraira, e lo ha reso autentico Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, un giorno giunse dai suoi sahabi e disse: Ataakum shahru Ramadan, shahrun mubarak, tuftahu fihi abwabu al-jannah, wa tughlaqu fihi abwabu al-nar, wa tughallu fihi maradatu al-shayatin, wa fihi layla hiya khayrun min alf shahr, man hurima khayraha faqad hurim. Disse sallallahu alaihi wasallam ai sahaba: vi è giunto il mese di Ramadan, un mese benedetto. In esso Allah apre le porte del paradiso e chiude le porte dell'inferno, e vengono incatenati i peggiori shayatin, e in esso vi è una notte che è meglio di 1000 mesi. Chi viene privato del suo bene, questo è un perdente. Vivremo inshallah questa sera con questo hadith al fine di capire alcune questioni riguardanti questo benedetto mese che ormai ci separa da lui solo alcuni giorni, che Allah subhanahu wa ta'ala ce lo faccia raggiungere. Disse il profeta alaihi salatu wassalam: Ataakum shahru Ramadan. Questa frase cosa dimostra, fratelli e sorelle? Dimostra che il profeta informava i sahaba della giunta di questo mese, che è il mese di Ramadan, e in questa informazione Ataakum shahru Ramadan vi è una felicità da parte del profeta, un qualcosa di cui vuole informare i sahaba, che questo mese che vi è giunto non è come tutti i mesi. Infatti ha detto dopo un mese benedetto. Infatti non c'è dubbio che il miglior mese è il mese di Ramadan, ed è l'unico mese che Allah lo ha citato nel Quran con il suo nome, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, ed è il miglior mese. Perciò che Allah subhanahu wa ta'ala ha particolarizzato questo mese. È giunto voi il mese di Ramadan. Quindi il profeta era felice, era allegro quando giungeva il mese di Ramadan. Perché? Per quello che viene il mese di Ramadan di particolarità e di ciò per cui ricompenserà Allah i credenti. Quindi da qua cosa comprendiamo, fratelli e sorelle? Che noi dobbiamo essere felici della giunta del mese di Ramadan. Però la domanda è: effettivamente siamo felici? Guardate il profeta Ataakum shahru Ramadan. I sahaba attendevano Ramadan. Per tutto l'anno lo rendevano una concentrazione per il mese di Ramadan. È stato riportato in alcuni athar che i sahaba 6 mesi prima che giunga Ramadan chiedevano Allahumma balighna Ramadan. I salaf. E così anche dopo il termine di Ramadan chiedevano ad Allah 6 mesi dopo che Allah accetti il loro digiuno. 12 mesi. Tutto dua concentrato nel mese di Ramadan. Perché? Perché hanno capito cosa vuol dire Ramadan, e hanno capito cosa vuol dire se Allah accetta il digiuno di Ramadan, e hanno compreso cosa vuol dire se Allah accetta il tuo qiyam nel mese di Ramadan. Ataakum shahru Ramadan. Effettivamente, fratelli e sorelle, siamo felici?
Sentiamo la felicità. Non vediamo l'ora che sia la prima notte in cui ci viene detto abbiamo visto il Hilal della prima notte di Ramadan. Siamo effettivamente eccitati e allegri di questo avvicinamento del mese di Ramadan, oppure c'è dentro i nostri cuori una preoccupazione, un qualcosa che ci dà fastidio. Queste sono quelle persone che non conoscono il mese di Ramadan, quelle persone che hanno compreso del mese di Ramadan fame, sete, lunga giornata, mal di testa, nausea, stanchezza, lei, alzarsi prima del Fajr. Questo hanno capito di Ramadan, ma hanno dimenticato tutto ciò che è il vero senso di Ramadan. Atakum shahru Ramadan. È richiesto al musulmano di essere felice per questi periodi. Perché? Quando devo essere felice? Dice Allah: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Per questo devi essere felice, per la ni'ma di Allah, per i doni di Allah e per la sua misericordia. E qual è il dono migliore del mese di Ramadan? Atakum shahru Ramadan. Qual è il dono migliore del mese di Ramadan? Il mese del perdono, il mese della misericordia, il mese della vicinanza ad Allah, il mese della salvezza dall'inferno. Qual è il regalo migliore di questo? Questo è un dono di Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ha particolarizzato questa umma, fratelli e sorelle. Le umme prima di noi vivevano di più. La comunità di Noè, quanto ha vissuto? 1000 anni, 900 anni. Avevano tanto tempo per poter operare. La nostra umma, la umma del profeta ummati tra i 60 e 70. Pochi anni, però Allah ti ha donato dei momenti in cui puoi moltiplicare la ricompensa delle azioni che fai. Infatti, uno dei beni di Ramadan è che per le opere piccole Allah ti dà grandi ricompense. Infatti un mese benedetto. Ciao Mubarak. Ok? Tu riesci a guadagnare con una notte che nella tua Qadr come sei pregato, digiurato, adorato Allah più di 83 anni. Ed è una notte. Perdente. Quindi, fratelli e sorelle, comprendere cosa vuol dire il mese di Ramadan ti deve riempire il cuore di felicità, perché questo è una grazia di Allah, il mese di Ramadan. E perché il mese di Ramadan è il mese della misericordia, la misericordia di Allah. E Allah, il profeta ha illustrato che in questo mese vengono aperte le porte, in alcune versioni, della misericordia. È il mese della misericordia. Quindi è richiesto al musulmano essere felice in questi eventi e momenti. Perché? Perché sono momenti in cui si avvicina ad Allah. Il profeta ha illustrato che vi sono due momenti, perché per i digiunatori vi sono due momenti di felicità. Il primo momento è quando passa la sua giornata di digiuno e arriva a fine giornata per rompere il suo digiuno. È un momento di felicità. Perché è un momento di felicità? È felice di aver passato un giorno dopo il dono di Allah digiunando. Ha passato un giorno di adorazione. Tu quando passi un giorno che non hai fatto un peccato e che ti sei avvicinato ad Allah tramite le buone azioni, tu devi festeggiare. Quella è la vera felicità. Perché? Perché è un giorno che testimonierà per te, non un giorno che testimonierà contro di te. Sarà un punto a tuo favore nel giorno giudizio, non un punto a tuo sfavore. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quindi il momento di arrivare all'iftar, dopo aver passato un giorno di digiuno, è un momento per ringraziare Allah, un momento di felicità per il digiunatore. E non solo, è un momento di felicità anche quando finiamo il mese di Ramadan, il giorno dell'Eid, il giorno di felicità. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, alla fine di che finite i giorni di Ramadan. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Il giorno dell'Eid al-Fitr è un giorno di felicità, in cui siamo felici e ringraziamo Allah. Perché è un giorno di felicità? Perché Allah ti ha permesso di terminare il mese di Ramadan digiunando e avendo fatto le viglie notturne. Quindi è richiesto a noi essere felici, che si sta avvicinando giorno dopo giorno questo mese, che è un mese in cui Allah subhanahu wa ta'ala perdona i nostri peccati. Però chiede te stesso, fratello e sorella, effettivamente senti questa felicità? Se non senti questa felicità, allora sappi che c'è qualcosa che non va nei nostri cuori e che è richiesto a noi preparare questi cuori. Il cuore, se è sano, lo sarà sano tutto il corpo, ma se il cuore non è sano, influenzerà tutto il corpo. Ha detto il profeta alaihi salatu wassalam che vi è una parte del corpo che se è sana lo sarà tutto il corpo,
Ma se è contaminata lo sarà tutto il corpo. Qual è questa parte? Il cuore. Quindi cerca un attimo di ragionare e di purificare questo cuore, al fine che sia un cuore preparato per poter entrare in questo mese e poter beneficiare. Infatti l'opera migliore che illustrano i sapienti per poter ricevere il mese di Ramadan è pentirsi dai peccati, per purificare questo cuore, perché il cuore viene contaminato dai peccati. Ogni peccato che tu fai c'è un punto nero, come è stato riportato nel hadith, che quando il credente commette un peccato si pone nel cuore un punto nero. Se lui si pente e tralascia questo peccato e chiede perdono da Allah, viene pulito con il pentimento, quindi si purifica il cuore. Ma se continuerà a aumentare questa macchia finché coprirà tutto il tuo cuore e vedrai che non beneficerai né di digiuno, né di Qira'at al-Qur'an, né di Tarawih, non sentirai nulla. Quindi è richiesto a noi preparare questi cuori per questo mese. Atakum Shahrul Ramadan, Shahrul Mubarak. Questo mese, al fine di capire il suo valore, fratelli e sorelle, dovete capire Allah subhanahu wa ta'ala la prima notte di Ramadan cosa fa succedere al mondo. Allah subhanahu wa ta'ala, come benvenuto questo ospite, cambia l'andamento del mondo celeste e del mondo terreno. È stato riportato nel hadith che il profeta alayhi salatu wassalam ha detto: quando giunge la prima notte, venerdì prossimo, potrebbe essere la prima notte di Ramadan. Se vedranno l'Hidal, quella notte, cosa succede? Ha detto alayhi salatu wassalam: quando giunge la prima notte del mese di Ramadan, vengono chiuse le porte dell'inferno. Le 7 porte dell'inferno vengono chiuse, tutte 7, e non ne viene aperta nessuna per tutto il mese di Ramadan. E poi vengono aperte le porte del paradiso, tutte 8, e non ne viene chiusa una per tutto il mese di Ramadan. Quindi in questo mese cosa succede al mondo celeste? Le porte del paradiso sono spalancate, aperte, e le porte dell'inferno sono chiuse. Perché? Alcuni sapienti hanno citato al fine di che la tua speranza aumenti nel desiderare il paradiso. Quando sai che questo mese, tutto il mese, tutte le sue giornate, tutte le notti del mese di Ramadan, le porte del paradiso sono aperte, cosa cresce dentro di te? Il desiderio di volere il paradiso. E questo è il successo. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Questo è il successo, che viene allontanato dall'inferno e entra in paradiso. Cosa desideri di più? E non siamo qua se non per quello, e non digiuniamo se non per quello. Quindi tu sai, fratello e sorella, che il mese di Ramadan è un mese in cui vengono spalancate le porte del paradiso. Quindi cerca di sfruttare tutti i giorni, tutte le notti con opere del paradiso al fine di essere tra queste persone. E vengono chiuse le porte dell'inferno, perché non è il mese della punizione, non è il mese dei peccati, è il mese della misericordia, è il mese del perdono, è il mese del pentimento, non il mese dei peccati. E vi è un'altra cosa che fa succedere a Allah. Qual è? Vengono incatenati shayatin, vengono incatenati demoni. Perché? Per misericordia di te. Perché voi sapete, fratelli e sorelle, noi abbiamo vari nemici. Tra il nemico più grande che abbiamo, shayatin. Inna shaytana kana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Cerca di fare il possibile per allontanarti da Allah subhanahu wa ta'ala. لأغوينهم أجمعين. cerco di sviarli tutti. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Questo è Shaytan, davanti a te, dietro di te, a destra, a sinistra, in ogni momento, da quando nasci finché muori, non ti lascerà mai, non si arrenderà mai finché cercherà di raggiungere il suo obiettivo. Qual è? Quello di farti allontanare da Allah, come ha fatto con Adam e Hawa. Quindi senti, in questo mese Allah subhanahu wa ta'ala ti dà una tregua, ovvero incatena questo nemico. Infatti vedi che le persone cambiano. Abbiamo pregato adesso Salat Isha, 2 file, 3 file, no? A Ramadan non trovi posto. Cosa è successo? Cosa è cambiato? Salat Isha sembra Salat Isha? E il Masjid è sempre il Masjid? Cosa è cambiato? Shayatin sono incatenati. Le anime sono più propense, il paradiso è aperto, l'inferno è chiuso. Quindi abbiamo un nemico meno e quindi l'anima è più propensa ad avvicinarsi ad Allah.
E trovi tanto khair a Ramadan, gente che è più generosa, gente che viene di più al masjid, gente che ricorda Allah, gente che non legge il Quran, durante l'anno legge il Quran. Perché questo nemico è incatenato ed è rinchiuso ed è fermo dall'operare ciò che opera. E la domanda che potrebbero porre alcuni, che sì, è vero, il Shaitan è stato chiuso come riportato nei hadith, però comunque ci sono alcuni che cadono nei peccati, quindi come possiamo giustificare questo? I sapienti hanno dato varie risposte a questa questione. La prima risposta che hanno detto in sé non ha come nemico solo Shaitan. Non c'è solo lui che ti fa cadere nel peccato. Ci sono Shayatin Ins. Gente che sono Shaitan. La sbagliata compagnia, che cercano sempre di allontanarti da Allah, allontanarti dal Masjid, allontanarti da As-Siyam, As-Salat. Questi sono Shayatin Jinn, Shayatin Ins. E così anche un altro nemico è il Nafs al-Amara bis-Su. Abbiamo quella parte dell'anima che ti ordina il male, di fare il male, anche questa. Inna al-Nafs al-Amara bis-Su. E così via. Poi hanno detto alcuni sapienti che Allah incatena i grandi shayatin. Per i piccolini ci sono. E quindi c'è qualcosa che ti attira al peccato. Ok? Quindi vi sono varie spiegazioni. È muhim che Allah incatena questi shayatin al fine di sostenerti e aiutarti per avvicinarti a lui. Ed è il profeta alaihi salatu wassalam che viene un angelo che chiama Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. In questo mese. O colui che vuole fare il bene, preparati. O colui che vuole digiunare, preparati. Colui che vuole fare dei preparati. Colui che vuole finire di leggere il Quran, preparati, perché questo è il tuo mese. Questa è l'opportunità, questo è il momento giusto, questo è il momento per raccogliere le tante hasanat. Mese di Ramadan. Ya baghi al-khayri aqbil. Preparati, fratello, con una giusta intenzione. Iniziamo con una giusta intenzione, fratello e sorelle, che inshallah questo Ramadan non lo renderò come gli altri Ramadan. Fatti un programma. Il Quran lo riuscirai a finire, se fai un programma lo riuscirai a terminare. Faccio un programma fatto bene, come devo passare la mia giornata. Non lasciare la tua giornata passare così, perché sicuramente sarai distratto, sarai preso, perderai tempo. No, non devi perdere tempo. Perché? È giorni contati. E subhanallah, sto venendo prima con i fratelli in macchina e sto parlando come il tempo sta passando velocemente. Avete notato? Subhanallah, l'anno è diventato come il mese come il giorno, la settimana come il giorno come l'ora. E questo l'ha illustrato il profeta alaihi salatu wassalam e ha detto che è uno dei segni dell'ora. Quindi l'ora si sta avvicinando. La fine si sta avvicinando. Ma quando giungerà il momento di tralasciare questa vita, in che stato saremo? Questa è la fine arriverà prima o poi. La morte arriverà. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Però il problema non è che giunge alla morte. La morte giungerà. Sicuramente. Però quando giungerà, in che stato sarà? Cosa sto facendo in quel momento? Sarà una husna khatima? Sarà una khatima sayyi'a wal iyad billah? Che Allah subhanahu wa ta'ala ci doni husna khatima. Quindi è richiesto noi prepararci per questo mese. Non lo dobbiamo rendere come i precedenti mesi. Ya baghi al-khayr aqbil wa ya baghi al-shar. O colui che ha intenzione di fare peccati o fare del male nel mese di Ramadan, fermati. Non è il mese di peccati, è il mese di perdono. Se hai intenzione ciò, cambia intenzione. Cambia intenzione, perché il peccato a Ramadan non è come il peccato fuori Ramadan. Il peccato a me nel mese del haram e nel haram non è come il peccato fuori del mese del haram e dal haram. Quindi il valore delle hasanat e dei peccati cambia quando si parla di periodi sacri per Allah. Uno che fa un peccato durante il Hajj, durante i riti del Hajj, non è come uno che lo fa fuori dai riti del Hajj. E uno che fa i peccati nel mese di Ramadan, nonostante tutti questi mezzi propensi per fare il bene, non è come colui che cade nel peccato fuori dal mese di Ramadan. Ya baghi al-shar, fermati. Basta peccati, fratelli. Quanti anni che abbiamo fatto peccati? Quanti giorni che siamo caduti nei peccati? E nonostante ciò, Allah copre i tuoi peccati. Allah ti fa passare i tuoi peccati. Fin quando, fratelli? Non è giunto il momento di pentirci?
ألا يتوبون إلى الله? Non è giunto di pentirci ad Allah subhanahu wa ta'ala e chiedere perdono in questo mese? أتاكم شهر رمضان. È giunto voi il mese di Ramadan, un mese benedetto. Cosa vuol dire Shahr Mubarak? Vuol dire che c'è tanto khair in questo mese, c'è tanto bene. Il bene che c'è in questo mese non c'è in un altro mese. La hasana viene moltiplicata. Il digiuno in questo mese, la preghiera in questo mese, la lettura del Corano in questo mese non è come tutti gli altri giorni, gli altri mesi. In questo mese, al fine di capire il khair che c'è in questo mese, ha illustrato il profeta Ali sallallahu alaihi wasallam che chi digiuna questo mese, Allah perdonerà tutti i suoi peccati. Chi digiuna Ramadan, non qualche giorno di Ramadan. Chi digiuna Ramadan, avendo fede in Allah e speranza, Allah gli perdonerà i suoi peccati. Allahu Akbar. Digiunando il mese Ramadan? No, perché è un mese benedetto. Allah vuole perdonare i tuoi peccati. E questa è la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala, di aver reso obbligatorio il mese di Ramadan, il digiuno del mese Ramadan. Allah se digiuni ti perdona i tuoi peccati. Poi ha detto alayhi salatu wassalam, chi veglia le notti, chi fa qiyam al tarawih, chi veglia le notti di Ramadan, Allah gli perdona i suoi peccati. Allahu Akbar. Cosa desideri di più? Di giorno è un'adorazione che perdona i peccati, di notte è un'adorazione che perdona i peccati. Cosa vuoi di più? È un mese pieno di khair, pieno di bene. Quindi cosa è richiesto a te? Ya baghi al-khair. O colui che vuole il bene, colui che vuole il perdono, colui che vuole la misericordia, colui che vuole il paradiso. Akbil, preparati per questo giorno. E così anche tra il khair di questo mese che ogni notte di Ramadan. Cosa succede, fratelli e sorelle? Allah salva un gruppo di persone dall'inferno. Quanto è questo gruppo? Allahu A'lam. Quanto è la quantità? Allahu A'lam. Chiedi ogni notte del mese di Ramadan che Allah ti renda tra quelle persone. Chiedi a Allah che ti renda tra le prime persone che salverà dall'inferno. Allah prescriverà in ogni notte un determinato gruppo di persone che questi sono salvati dall'inferno. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Allahu Akbar. Dove troverete questo bene in un altro mese? Trovate per caso delle notti benedette come queste? È per quello che trovi le persone che riempiono le moschee, tutti che chiedono, tutti che alzano le mani, tutti che invocano, perché è un mese di invocazioni, del du'a. Infatti tra il bene che c'è in questo mese è che il digiunatore ha una da'wa che viene accettata presso Allah. Chiedi ad Allah che ti perdona tutti questi anni peccati, chiedi ad Allah che ti sostenga nel tuo studio, nella tua famiglia, a risolvere i tuoi problemi, chiedi il Karim. Quando Allah ha citato i versetti che parlano del Siyam, dopo cosa ha citato? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Cosa c'entra i versetti del digiuno con il du'a? C'è una relazione. È il mese del du'a, il mese della richiesta da Allah. Il tuo du'a quando sei a stomaco vuoto perché sei in uno stato di digiuno è un momento propenso affinché venga accettato questo du'a. Chiedi a Allah. Chiedi a Allah. Fai tanto du'a in questo mese, soprattutto nel momento prima dell'iftar. Concentrati una mezz'oretta, un quarto d'ora, 20 minuti, tralascia questo shaitan che abbiamo in mano, questo telefono che ti fa perdere tempo, per concentrarti con Allah, te e Allah. Piange da Allah, non piangere da un potente, da un re, dal sindaco del comune, dal responsabile, non piangere nessuno. Sono tutti bashar, esseri umani come voi. Cosa ha detto Yaqub? Innama ashku bathi wa huzni. A chi? Lui che risolverà i tuoi problemi, lui che dice kun fayakun e può stravolgere la tua vita, subhanahu wa ta'ala. Quindi del bene in questo mese è che il mese del du'a è un mese benedetto, fratelli e sorelle. È richiesto a noi fare
fare uso di queste ore al fine di avvicinarci ad Allah subhanahu wa ta'ala. È per questo motivo che il profeta in questo mese era più generoso del solito. Il profeta era tra il più generoso delle persone, ma nel mese di Ramadan lo era di più. Perché? Per il khair che c'è in questo mese, per il bene che c'è in questo mese. Infatti nel mese di Ramadan vedete che molte persone danno in moschea, danno fi sabilillah, vedi che chiamano le persone a fare iftar a casa tua. Perché? Perché c'è un grande khair. È stato riportato nel hadith del profeta chi sfama un digiunatore avrà la sua stessa ricompensa senza che venga diminuita al digiunatore la ricompensa. Mettiti come obiettivo di sfamare un fratello o una sorella una volta ogni una settimana. Ponitelo come obiettivo. Io vi sto dicendo, fratelli, fate un barnage, fate un programma. Non lo vuoi invitare a casa? Portalo l'iftar. Dici, fratello, oggi non fare l'iftar. Sei invitato a casa mia. Oppure ti porto io l'iftar, non fare l'iftar. Oppure lo porti in moschea che c'è un gruppo del porta questa linea di prendere. Quante ricompensa prende il digiunatore? Nessuno sa. Perché Allah dice nel Corano innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Non c'è limite all'ajr del sa'i. Quindi tu prenderai una ricompensa immensa. Ponitela come obiettivo. Sii generoso nel mese di Ramadan, come lo era il profeta alayhi salatu wassalam, che ha capito e compreso che il mese di Ramadan è un mese benedetto, quindi faceva tanto khair, sallallahu alayhi wasallam. Atakum shahru Ramadan, è giunto voi il mese di Ramadan, un mese benedetto. Allah vi ha reso obbligatorio il suo digiuno. Quindi il digiuno di Ramadan, fratelli e sorelle, non è un digiuno raccomandato, è un digiuno obbligatorio. E questo vi sono prove nel Corano, nella Sunna, e c'è il consenso tra i sapienti. Dice Allah nel Corano: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vi è stato prescritto il digiuno, quindi è un obbligo. Dice Allah nel Corano: Faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Chi intravede il mese, partecipa al mese, che digiuni. E questo è un ordine da parte di Allah, e l'ordine consiste nel mettere in pratica perché è obbligatorio. E il profeta ha illustrato che il digiuno del mese di Ramadan è un pilastro dell'Islam. Bunia l'Islam alla fine sono Ramadan. Quindi è un pilastro, e c'è consenso dei sapienti che digiunare Ramadan è obbligatorio per qualsiasi uomo e donna che abbia raggiunto la pubertà. Chi ha raggiunto la pubertà diventa per lui obbligatorio digiunare Ramadan. Invece chi non ha raggiunto la pubertà, che sono i bambini e le bambine, è raccomandato incitarli a digiunare, però non è obbligatorio, però è raccomandato incitarli al fine che si abituino, inshallah, quando raggiungono la pubertà, a, come facevano i Salaf Saleh, a digiunare Bibbia. Quindi il digiuno di Ramadan è un digiuno obbligatorio. E sappiate, fratelli e sorelle, che l'obbligo di digiunare Ramadan è una misericordia da parte di Allah. Potrebbe uno dire: ma dove sta la misericordia nell'obbligarci a digiunare? Pensa se non fosse obbligatorio digiunare Ramadan. Pensa se non fosse obbligatorio, raccomandato. Molti non digiunerebbero, come succede a Arafah, che ha illustrato il profeta che chi digiuna a Arafah, Allah gli espia 2 anni di peccati. Molti non digiunano, nonostante la grande ricompensa. Il giorno di Ashura, 10° giorno di Shahr Muharram, chi digiuna il giorno di Ashura, Allah gli perdona 1 anno di peccati, e molti non digiunano. Perché? Perché è raccomandato. Pensate se Allah non avesse reso obbligatorio Ramadan. Molti non digiunerebbero. Però Allah ti ha obbligato. Perché? Per digiunare. Perché? Per perdonarti i peccati. Per avere misericordia di te. Per farti entrare inshallah al paradiso. Yuridullahu an yatuba alaykum. Vedete la misericordia dove sta? Ti obbliga a fare un'opera al fine di perdonarti e di renderti tra gli abitanti del paradiso. Quale misericordia più grande di questa? Infatti è stato riportato nel hadith, quando il profeta ha visto questa donna che cercava suo figlio che l'aveva perso ed era un bambino neonato, quando l'ha preso e l'ha trovato, l'ha avvicinato al suo seno e l'ha allargato, ha detto il profeta: secondo voi questa donna getterebbe suo figlio nel fuoco? Hanno detto no, ya Rasulullah. Ha detto: Allah è più misericordioso dei suoi servi, più della madre per i suoi figli. Questo è Allah. E per quello che ci ha donato questi giorni, queste notti, al fine che noi ci avviciniamo a Lui, perché è per questo che ci ha creato.
per il paradiso. Non vedete che Adam è stato creato in paradiso? È stato fatto entrare in paradiso? Allah ti dice, quella è la tua dimora. Per quello ti ho creato, per un luogo dove ci sono cose che i tuoi occhi non hanno mai visto, e le tue orecchie non hanno mai sentito, e i tuoi cuori non hanno mai immaginato. Ti ho creato un mio servo per il paradiso, ti ho creato affinché ti perdoni. Cadrai nei peccati perché sei un servo, Allah lo sa, Allah lo sa. Però il problema non è cadere nel peccato, il problema è continuare a cadere nei peccati senza pentirsi. Quello beni Adam khata, tutti cadiamo nei peccati, però il problema è bisogna pentirsi dopo il peccato. Perché chi si pente, Allah subhanahu wa ta'ala accetta il suo pentimento e non perdona. Fratelli e sorelle, il digiuno è un'adorazione che noi non immaginiamo la sua ricompensa. Riflettete con me sul hadith Qudsi, in cui il profeta ha illustrato i benefici del digiuno. Ha detto Allah subhanahu wa ta'ala nel hadith Qudsi: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Fermatevi su questa prima frase che l'ha detta Allah tramite le parole del profeta Hadith Qudsi. Tutte le opere dei figli di Adam sono loro, tranne il digiuno, è per me e sarò io a ricompensare per esso. Fermati sulla parola di Allah, tranne il digiuno e per me sarò io. Quando ti dice un re, sarò io a ricompensarti, un re di questo basso mondo, ti dice non ti ricompenserà il mio delegato, no, questa persona fallo venire direttamente a me, sarò io a ricompensarlo. Cosa ti aspetti dal re? Una piccola ricompensa? Qualche soldino? No. Sicuramente ti aspetti qualcosa di grande, perché è lui direttamente, e quando è il re che prende lui direttamente la questione di ricompensare è per l'importanza di quella persona che ha. Il digiuno per Allah non è come tutte le altre opere. E cosa vuol dire? Tutte le opere dei figli di Adam sono per loro, tranne il digiuno e per me. Alcuni sapienti hanno detto che il significato che in tutte le opere potrebbe entrare il riya e non esserci l'ikhlas tranne nel digiuno, che c'è ikhlas. Perché il digiuno difficilmente ti entra il riya, difficilmente tu non vuoi compiacere Allah con il digiuno. Il digiuno è un atto segreto, non lo vedono le persone, non è come la salat, la lemosina, il Quran, che le persone all'esterno vedono, quindi tu potresti desiderare che gli altri dicono mashallah, che bravo, che invece il digiuno è una terra. Potrebbe una persona essere seduta con tanti, tu non sai che è digiuno. Infatti è un'adorazione segreta, infatti è l'adorazione più propensa per avere la classe, per quello che Allah non l'ha resa come tutte le altre opere. Ha detto il Siyam, per il lì è per me e sarò io a compensare per esso. Altri sapienti hanno detto un altro significato, ovvero che tutte le opere dei figli di Adam si conosce la ricompensa è limitata. E gli angeli che scrivono sanno quanta ricompensa ti devono dare, perché Allah li informa di ciò. Hai pregato il Barakat? Gli angeli scrivono la ricompensa. Hai dato una sadaqa? Gli angeli scrivono la ricompensa. Non si conosce quanta è la ricompensa. Tu quando fai una buona opera, Allah te la moltiplica a 10 fino a 700, come è stato riportato nel hadith. Guardate la misericordia di Allah. Tu fai una hasana, passa con la cassetta in moschea e metti €1 con ikhlas. E per Allah. Allah potrebbe fartela pesare 700 volte e trovarti nel giorno giudizio una montagna di hasana e ti ha dato €1, però Allah te la moltiplica. Questa è la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla shay subhanahu wa ta'ala. Tranne il digiuno non ha un limite di moltiplicazione, l'ho detto i sapienti, più di 700, fino a quando? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Infatti Allah dice innahu li, e sarò io a ricompensare per esso. Nessuno sa quanto sarà la ricompensa del digiuno. Fratelli e sorelle, se noi sappiamo che è stato riportato nel hadith sahih che il profeta ha illustrato che chi digiuna un giorno fi sabilillah, fuori da Ramadan, un digiuno raccomandato fuori da Ramadan, chi digiuna un giorno, Allah allontana il suo volto dall'inferno per un percorso di 70 anni. Questo è un giorno fi sabilillah fuori da Ramadan. E cosa ci dà Allah Ramadan? Cosa ci dà Allah Ramadan? Per quello che è Allah subhanahu wa ta'ala che ha detto che ti ricompenserà. Tu quando digiuni
Porta con te questo segno. Sto facendo un'adorazione che Allah ha detto sarò io servo che ti ricompensano per questa adorazione. Questa adorazione non è come tutte le adorazioni, non c'è limite. E nel digiuno ci sono i 3 tipi di sabr. Conoscete i 3 tipi di sabr, no? Sabr ala ta'a, wa sabr ala al-ma'siyah, wa sabr ala aqdari Allahi mu'lima. L'avere sabr è di 3 tipi. Sabr nel fare ciò che ti ha ordinato Allah. Per alzarti a Fajr hai bisogno di sabr. Per mettere il velo alla sorella hai bisogno di sabr. Per pregare al lavoro hai bisogno di sabr. Per studiare qua hai bisogno di sabr. Per pregare 5 preghiere hai bisogno di sabr. Questo vuol dire pazientare per adorare Allah. Quando digiuni tu hai sabr per adorare Allah. Perché? Perché in questo lungo momento dal Fajr fino al Maghrib non devi mangiare, non devi bere, ti hai mal di testa, la nausea, hai fame, hai sete, devi sabr. Quindi il digiuno ti insegna a sabr in ciò che ha ordinato Allah. Poi deve avere pazienza nel non cadere nei peccati. E il digiuno ti insegna ciò. Vedi il mangiare davanti a te, vedi il cibo, vedi le bevande in casa da solo, ma non mangi, ma non bevi, sabr. Ti preservi, non mangi, non bevi, pazienti finché entra il Maghrib. Sabr nel non cadere in ciò che ha vietato Allah. E poi il sabr sui decreti che sono dannosi per te, dolorosi, tipo hai mal di testa, stanchezza, hai dormito poco. Tutto questo è pesante per te. E tu pazienti. Hai dormito poco e pazienti. Mal di testa, pazienti. Nausea, pazienti. Tutto questo per Allah. 1 ora e mezza di Tarawih e pazienti. Tutti questi 3 tipi di sabr c'è nel mese Ramadan. Infatti viene citato su ciò le ayah di Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffa as-sabirun. Questi che hanno pazientato per adorare Allah e hanno pazientato nel non cadere nei peccati di Allah, che Allah ha reso haram, e nei decreti che Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto scendere su di loro pazientano. Quindi innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Wallahi fratelli, wallahi alladhi la ilaha illa hu, ci saranno persone quando saremo nel giorno del giudizio che quando vedranno effettivamente ciò che darà Allah per le persone che hanno avuto sabr, desidereranno di tornare in vita per essere messe alla prova come queste persone per avere questo agio. Mando un messaggio ai fratelli che sono colpiti da una malattia, che sono in ospedale, che forse ci guardano dall'ospedale, che non riesce a alzarsi, che è stato colpito da una malattia permanente, che non ha una guarigione, forse è stato informato che ha un tumore, forse è stato informato che ha un cancro, che Allah subhanahu wa ta'ala ci preservi. Abshiru, pazienta. Abbi pazienza per Allah. Rendi questo sabr per Allah e vedrai che questa malattia non sarà altro che una misericordia per te. Ti purificherà Allah dai peccati, ti eleverà grande in paradiso e ti darà una ricompensa che neanche immagini di lei. C'è una porta intera nel paradiso, dedicata a chi? Come si chiama? Rayyan. Una porta intera, le 8 porte del paradiso, una, è solo per queste persone. E entreranno da questa porta solo queste persone. Verrà detto a loro: dove sono i digiunatori? In mezzo a una quantità inimmaginabile di persone, uomini e donne, tutti fermi ad aspettare il giudizio di Allah. Dove sono i digiunatori? E si alzeranno. Dove sono coloro che hanno digiunato per Allah? Dove sono coloro che hanno digiunato Ramadan? Dove sono coloro che hanno digiunato anche i giorni dopo Ramadan? Dove sono i digiunatori? Entreranno da questa porta, da cui non entreranno se non i digiunatori, e poi si chiude. Io do sempre un esempio, quando siamo all'aeroporto, che vedete che c'è business class, tutti che guardano queste persone qua che passano da casa, passano lì, hanno tutto bello, tutto preparato. Tu devi operare per quel business class. Opera per loro. Opera perché ci saranno 70.000 persone che entreranno in paradiso senza giudizio e senza punizione. Opera per questi. Sì, tra questi, opera per essere tra questi, di entrare da questa porta che revoca, che Allah ci renda tra queste persone. Ha detto il profeta alayhi salatu wassalam: il digiuno è una giunna, uno scudo, una protezione. Da cosa ci protegge il digiuno? Hanno detto, prima cosa da cui ti protegge il digiuno, dal cadere nei peccati.
Il digiuno è un mezzo che ti trattiene dal non cadere nel peccato. Tra queste prove, il hadith del profeta ﷺ che ha illustrato ai giovani di sposarsi. Ha detto, Ya ma'ashar al-shabab, chi ha le possibilità che si sposi. Perché parla con i giovani? Perché sono più propensi nel cadere nel haram. Mi piace questo, magari. E quindi sono molto propensi a cadere nel haram. Ok? E poi cosa ha detto? E chi non riesce? Digiuna. Perché? Hanno detto che il digiuno indebolisce la persona. Quindi indebolisce quell'energia positiva ovviamente che c'è nell'uomo che lo porta alla shahwa, che lo porta a cadere nel haram. Il digiuno indebolisce la persona e quindi diventa un mezzo per trattenerti nel cadere nel haram. E hanno detto che ti protegge dai comportamenti sbagliati. Infatti ha detto il profeta in questo hadith che quando uno è a digiuno che non alzi la voce, un comportamento. La yasqa, non alzare la voce, non gridare, non urlare, perché non fa parte dei comportamenti del musulmano alzare la voce. Anche se sei in questura e non ti vogliono fare impronte digitali per il permesso soggiorno. Non arrabbiarti, non urlare, ok? È richiesto al musulmano parlare in modo ragionevole, controlla se stesso. Il digiuno ti porta a controllare se stesso. Il digiuno ci deve portare a avere un buon comportamento. E tanto che il profeta ha detto, se qualcuno lo insulta, cosa dice? Due versioni, in una in Nisa'i. Quando uno ti insulta o cerca addirittura di alzarti le mani e tu sei in uno stato di digiuno, di dire in Nisa'i. Ad alta voce o a bassa voce? L'opinione migliore ad alta voce. Perché il profeta ha detto di dire, ma qua c'è Riya. Tu dici alle persone che sei a digiuno, quindi potrebbe entrare in Riya. No, qua non entra in Riya. Perché? Perché è il profeta che te l'ha ordinato. E come Allah ti ha ordinato di pregare Salat Genera? Non è che stai a casa e dici, non sai c'è la Salat Genera perché sennò c'è Riya. Tutti mi vedono a pregare. L'imam non viene a farmi la preghiera perché sennò c'è Riya. No, in ciò che ti ha ordinato Allah vai. Ok? E cerchi di controllare ovviamente la tua intenzione. Qua il profeta ti ha ordinato di dirlo. Alcuni sapienti hanno detto nel mese di Ramadan che tutti sono a digiuno, oppure di alzare. Perché non devi dire che sei a digiuno? Per te, per ricordarti che sei stato di digiuno. Quindi di non rispondere con il comportamento sbagliato con un comportamento sbagliato. Lui ti dice una parolaccia e tu ne dici 5. No. Tu sei a digiuno, sei in uno stato di adorazione, devi controllare te stesso. Il Nisa'i. E lo ricordi a lui che ti sta insultando che tu sei a digiuno. Tu potresti rispondergli, ma non lo fai. Perché? Non perché sei debole, ma perché sei a digiuno. Quindi lo informi di avere timore di Allah, subhanahu wa ta'ala. E in un'altra versione di dire inni imru'un sa'i, sono una persona a digiuno. Invece coloro che dicono alcune persone Allahumma inni sa'i, questo non c'è in nessuna versione ed è anche sbagliata, perché qua tu informi Allah che sei a digiuno. Allahumma inni sa'i. In realtà qua il parlare con la persona che ti sta insultando o che vuole danneggiarti con l'alzare le mani, lo quale informi che tu sei a digiuno, quindi di avere timore di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi il digiuno è una protezione per non cadere nei peccati, è una protezione dai comportamenti sbagliati, quindi noi dobbiamo cambiare anche nei nostri comportamenti. Il digiuno, fratelli e sorelle, porta la persona a cambiare. Guardate come il digiuno stravolge la nostra vita. Tu sei abituato a dormire 7 ore, a Ramadan cambia tutto. Dormi tardi, ti svegli presto, cosa che non sei abituato a fare. Salat Isha la preghi nel Mishnah. E dopo preghi Tarawih, che non sei abituato a fare niente. Ti stravolge totalmente la vita. Sei abituato a fare colazione, pranzare, cenare, a Ramadan non c'è tutto questo. Quindi cambi, devi cambiare il tuo comportamento. Perché questo è quello che è richiesto da noi nel digiunare il Ramadan. Cambiare il meglio, cambiare le nostre abitudini sbagliate, ciò che è meglio. Deve notare in te, il tuo datore di lavoro, che tu a Ramadan sei meglio. Non è che lavori un pane di tempo, non so che cosa ti è successo, sei arrabbiato, non rispondi al saluto. Perché questo? Perché sei a digiuno? No. Tu non devi essere arrabbiato perché sei a digiuno. Una volta ero con un signore anziano. Eravamo a campo che doveva fare una pratica. E la signora l'ha visto un po' nervosa. E ha detto, tutto bene? Sì, sono qua a digiuno. Devi dimostrare questa cosa, anzi, ti hai chiesto nel digiuno avere un buon comportamento che lo nota, i tuoi vicini di casa,
i tuoi compagni di classe, i professori, il tuo datore di lavoro nota in te a Ramadan un cambiamento. Un cambiamento nel modo di comportarti, nel modo di lavorare, nel modo di approcciarti. Walillahi alhamd, devi cambiare. Quindi diventa, as-siyam, come ha illustrato il profeta ﷺ, diventa un mezzo di protezione. Poi ha detto il profeta ﷺ, per colui che ha la mia anima nelle sue mani, poi giura. E il profeta quando giura è per un qualcosa di importante. Il profeta non giurava tanto che alcuni sapienti hanno contato il numero di giuramenti che ha fatto in tutta la sua 23 anni di da'wah, sallallahu alaihi wasallam, hanno contato più di 80 giuramenti, circa 80 giuramenti, poco più. Adesso qualcuno di noi giura 80 giuramenti in un giorno. Allahu haqq, Allahu billah, e giura. Allah subhanahu wa ta'ala ci ha detto: proteggete i vostri giuramenti. Giuri solo in caso di necessità e giuri solo per la verità. Il profeta quando giura nelle questioni sciaraitiche per dimostrare ciò che arriva dopo per la sua importanza. Perché il profeta non ha bisogno di giurare. As-sadiq masduq, la yantiqu 'anil hawa, però giura per affermare la veridicità e di ciò che sta dicendo. Ha detto la khulufu fa bis-sa'im, l'alito sgradevole che esce dalla bocca del digiunatore è più buona per Allah della fragranza di questo. Subhanallah. Voi sapete che verso fine giornata esce dal digiunatore uno sgradevole alito. Questo alito non è dovuto alla tua bocca, questo alito è dovuto allo stomaco vuoto. Quando lo stomaco si svuota, esce dalla bocca di chi digiuna questo alito cattivo. Okay? Questo alito cattivo che a noi è sgradevole, che forse quando parli potresti danneggiare qualcuno, ok? Che le persone